Le ONG sono responsabili solo in minima parte dei migranti che arrivano via mare. Secondo i dati ufficiali disponibili ad oggi, nel 2019 sono sbarcati in Italia 3.073 migranti. Soltanto 248 sono arrivati a bordo delle navi ONG, circa l'8%. Gli altri 2.825, cioè il 92% del totale, sono arrivati con modalità meno visibili o perlomeno meno raccontate, in maniera completamente autonoma, con i cosiddetti sbarchi fantasma. Questi migranti vogliono muoversi liberamente sul territorio europeo senza lasciare traccia. A dirlo il procuratore di Agrigento Salvatore Vella. Quella dell'infiltrazione dei terroristi fra i migranti è un'ipotesi, è possibile. Vella ha parlato anche della presunta connivenza delle autorità libiche con i mercanti di uomini. Dai racconti che abbiamo raccolto in questi anni dice che sono migliaia, ormai chiaro che i trafficanti di esseri umani in Libia usano la divisa militare. È difficile riuscire a capire se si tratti di milizie, di forze regolari, dell'esercito libico, della polizia o di uomini della guardia costiera. Quello che sembra venir fuori, studiando questo fenomeno, conclude Vella, è che è difficile che le autorità libiche non si rendano conto di cosa avviene nel loro territorio, comprese torture e uccisioni nelle caserme militari.